5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Alcocar, concessionaria Kia. Alcocar, nuovo e usato garantito. Alcocar, Regione Giagamanna, fronte motorizzazione. Spazio musica. Now we're getting nasty. Spazio musica. Spazio musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio musica. Preda Niedda Sassari. Spazio musica. Pochi giorni fa è mancato una persona importante, direi, per la città di Sassari, ma non solo, una persona che si è occupata di spettacolo, di cultura. Stiamo parlando del regista Giampiero Cubeddu. Noi siamo all'interno di questa associazione che è Teatro e o Musica e siamo qui a parlarne poi con le persone che gli sono state più vicine. Siamo qui con Stefano Mancini. Buonasera Stefano. Buonasera. Purtroppo, per chi non lo sapesse, Giampiero è mancato pochissimo tempo fa. Una tragedia sicuramente. Non voglio fare tanto il curriculum di Giampiero, che mi sembra superfluo, insomma, è conosciuto in città dove ha lavorato tanto, ma mi piace ricordare come lui ha attivato in questa città le attività musicali e teatrali, perché dobbiamo dire che negli anni 70, ne parlavamo prima, negli anni 70 questo mestiere non era ancora una professione qui. Ha cambiato quindi un po' il modo anche di proporre lo spettacolo e l'arte in città. Poi mi spiegherete anche come mai solo in città, visto che lui ha avuto dei trascorsi anche in Rai con grandi registi. Certo, ma diciamo che si unisce all'artista perché Giampiero inizia la sua attività professionale come regista, creatore, ha una grande capacità di essere coordinatore e organizzatore di eventi, e questo è un pochino che lo caratterizza rispetto ad altri personaggi in Sardegna. Io sto adesso parlando della Sardegna chiaramente, per cui non è facile unire l'artisticità, la creatività con la capacità poi di incidere nel territorio nella maniera come lui ha fatto. Ma se si parla poi di Giampiero Cubeddu, noi lo conosciamo, ma se vogliamo dire qualcosa, cosa realmente poi ha cambiato nella modernità dello spettacolo? Ma lui aveva innanzitutto, io mi ricordo i primi spettacoli, la capacità di operare con pochissimo, pochi materiali, scenografie limitatissime perché le possibilità erano poche. Per cui questa capacità di creare all'interno di uno spettacolo elementi scenici, per esempio, con pochissimo, e pochi soldi, per esempio, diciamo la verità. Sua Grazia Serenissima, eminentissimo principe del Sacro Romano Impero, graziosissimo sovrano e signore arcivescovo Hieronymus von Colloredo. Stiamo parlando degli anni 70, dove a Sassari rinasceva il teatro grazie all'apertura del teatro civico, che non dimentichiamo si apriva una volta al mese per un concerto. Un'attività teatrale inizia, si apre il civico e bisognava riempirlo di contenuti. Giampiero è riuscito a fare questo. Io tra le mani ho questo DVD che è uno poi dei lavori, tra l'altro seguiti da Giampiero Cubeddu, quindi lui amava anche Mozart. Ma lui il teatro musicale l'ha praticato moltissimo, non dimentichiamoci che è un insegnante di conservatorio di arte scenica, letteratura poetica e drammatica, per cui aveva tutti gli strumenti culturali per praticare il melodramma. Questo lavoro qui è un epistolario ideato da Sandro Cappelletto, un critico e un drammaturgo,
in cui, non so se lo farà vedere, però si vive il Mozart piccolino con le lettere del papà, Leopold che scrive a Wolfgang e Wolfgang che scrive a papà, è una cosa molto bella. Moglie cara, che rumore faranno queste sonate quando si vedrà domani sul frontespizio che sono opera di un bambino di 7 anni. Inviterò gli increduli a verificare di persona. È già accaduto a Parigi, quando Wolfgang chiese a qualcuno di comporre la melodia di un minuetto e immediatamente, subito, scrisse la linea dei bassi ed il pezzo del secondo violino senza nemmeno aiutarsi con il clavicembalo. Ah, Dio fa compiere prodigi sempre nuovi al nostro bambino. Da adesso a quando arriveremo a casa sarà pronto per prendere servizio a corte. È intessuto attraverso la corrispondenza, ma con azioni sceniche che peraltro noi l'abbiamo fatto diverse volte e interessa moltissimo, specialmente i bambini, per esempio. Questo sabato Teatro Ferroviario, grandi serate dedicate all'operetta, saranno 2 le operette di un grande nome che è Offenbach, e siamo qui a parlarne con il presidente del teatro, della cooperativa Teatro e Musica, Giampiero Cubeddu. Cosa mi dice di queste operette? Oh, niente, caro. No, niente, caro, sto bene. E poi una donna onesta e concesso di svenire tra le braccia di suo marito. Sicuramente Giampiero Cubeddu non amava molto apparire poi in televisione, lui piaceva sicuramente stare dietro le quinte, però caro Stefano, grazie anche a te io sono riuscito in qualche modo a pescarlo, perché in occasione poi di un'operetta sono riuscito insomma a parlare con lui, a parlare di quel mondo che tanto amava. Sì, adesso ricordo un attimino, quella trasmissione era legata a Offenbach probabilmente. Esatto. Sì, era il recupero di queste opere buffe di Offenbach, che è un autore francese che viveva a Parigi, e lui è stato in grado di programmare per anni. Io spero che noi continueremo a fare una cosa del genere, speriamo. Queste opere buffe di Offenbach che mettevano in rilievo i difetti, le particolarità della borghesia francese dei fine 800 e primi del Novecento. 2 operette che quasi nessuno conosce, che noi abbiamo deciso di riesumare da 100 anni, credo l'ultima volta sono state rappresentate un centinaio d'anni fa. E sono 2 operette abbastanza comiche, brillanti, con pochi personaggi. La prima si chiama L'isola di Tulipatan e ha 5 personaggi, un coro, un piccolo gruppo strumentale. La seconda si chiama Pomme de Pie, che in italiano sta a indicare mela delizia, in sassarese melappio, insomma. E anche questa ha soli 3 personaggi. Tu che sta venendo qui, togliti quei bigodini, prepariamoci. Oh, Altezza, stava giù su Altezza. Oh, giù Altezza in casa da nostra. Eccolo, pronti, Ci sono 2 operette nate per un teatro che si chiamava Teatro des Bouffes Parisiennes, il teatro costruito e gestito direttamente da Offenbach a Parigi durante le esposizioni universali di Parigi. Io sono un personaggio maschile inizialmente, Alexis, che risulta essere il figlio del duca Cacatois, è vero? Dell'isola di Tulipatan. Io sono Filippo Pina Castiglioni, sono l'altro travestito e lui... Io sono il padre del travestito, sono Andrea Binetti, faccio la Bastena. E naturalmente in questa isola di Tulipatan. Invece nell'altra operetta io faccio lo scornato, il nipote. E io faccio invece lo zio che invece è arrabbiato. Io sono la madre di un travestito. Suo padre crede che sia un maschietto, poi tutta una vicenda molto curiosa fa venire fuori che in realtà è una femminuccia. Io sono il padre di un altro travestito, che sarebbe la femmina. Sì, c'è un po' di confusione, però in effetti diciamo che io come mamma ho nascosto il vero sesso di mio figlio per non farlo partire in guerra a spese di mio marito, insomma, che viene tenuto nell'ombra. Abbiamo voluto dedicare diverse puntate a Giampiero Cubeddu, un grande regista, una persona che sicuramente ci mancherà tantissimo. L'appuntamento per quanto riguarda Die Pro Die è alla prossima puntata, ancora con Giampiero Cubeddu e con le persone con le quali ha lavorato. Die Pro Die, in collaborazione con
minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri a Sassari.